questione veneta è il problema che ha il popolo del Veneto da quando ha perso l'indipendenza di poter esprimersi nella pienezza delle sue caratteristiche. La questione veneta va avanti ininterrottamente da 200 anni, da quando cioè col congresso di Vienna il popolo veneto, anziché beneficiare come tutti gli altri popoli d'Europa della restaurazione dello status quo ante, è stato invece sottomesso alla corona asburgica. In perpetuo, diceva il trattato di istituzione, e abbiamo visto che invece la cosa è durata poco più di 50 anni. Dopo il Veneto è passato all'Italia e la questione veneta ha continuato ad esistere dal 1866 e in un bel libro l'amico Ettore Beggiato ha evidenziato come anche all'indomani della fine della prima guerra mondiale c'erano interrogazioni parlamentari, c'erano articoli di giornale che parlavano dell'esigenza del popolo veneto di tornare ad essere quantomeno autonomo, se non propriamente indipendente, come era stato nell'esperienza di Manin e Tommaseo nel 1848-49. Poi, con la Costituzione della Repubblica, il Veneto è stato spezzato in due, hanno costituito la regione del Friuli, separata e con statuto speciale, e invece il Veneto Marciano, l'altra parte, a statuto ordinario. Progressivamente l'aumento dell'imposizione fiscale ha fatto scaturire delle lamentele ed ecco che negli anni 70 dapprima ci sono state delle rivendicazioni di tipo culturale identitario e poi con la Lega Nord formata dall'unione della Liga Veneta con la Lega Lombarda ci si è trovati con l'imposizione delle idee di Umberto Bossi che da lombardo e quindi pienamente italiano si trovava a rivendicare l'autonomia, a fare una trattativa di tipo economico, a ritenere i temi di carattere culturale, identitario, ma io dico anche spirituale, come superflui. Ed ecco che per 20 anni è stata messa la sordina alla questione veneta vera e propria. Cos'è oggi la questione veneta dopo questa premessa? Il fatto è che con l'avvento della globalizzazione ovunque stanno germinando rivendicazioni di tipo non solo identitario ma culturale, spirituale, per l'autodeterminazione dei popoli. E il Veneto, che è popolo da quando c'è la scrittura e anche prima, basta studiare la storia per rendersene conto, è qualcosa di differente. L'Angulus Venetorum, quello che i romani con un filo di razzismo, mi si consenta, chiamano nord-est, l'Angulus Venetorum era una terra dei Veneti fin dall'inizio della storia. E il fatto che queste cose riemergano non fa che confermare ciò che diceva Benedetto XV durante la Prima Guerra Mondiale, che i popoli non muoiono. Oggi, come in Catalogna, come in Scozia, come nelle Fiandre, come abbiamo visto nelle Repubbliche Baltiche, come abbiamo visto purtroppo sanguinosamente nei Balcani, qui pacificamente il popolo veneto vuole tornare ad essere ciò che è sempre stato per secoli, addirittura per oltre un millennio. Un popolo capace di autodeterminarsi con i suoi valori, con la sua spiritualità, che sono specifiche. La questione veneta non è una moda o tantomeno uno spot elettorale, è una questione che continua ad essere sul tappeto della nostra terra, del nostro popolo, da almeno 2 secoli. E che si ripropone costantemente nella vita del popolo veneto. Adesso anche questo referendum diventa uno strumento del popolo veneto e sta alla nostra gente, sta a noi tutti cercare di cogliere l'importanza di questa opportunità. Ma la questione veneta, che io seguo da circa 25 anni, è molto complessa e variopinta. In primis abbiamo il più grosso problema per definire la questione veneta è sapere intanto se i veneti sanno che esiste una questione veneta, che molti veneti non sanno ancora le possibilità e quello che viene offerto a questo popolo se potesse ritornare popolo, e quindi io credo che manchi soprattutto una grande conoscenza della questione veneta da parte dei veneti. C'è un po' di tutto intorno a questa questione veneta, forse paragonabile a altre questioni di indipendenza, Catalogna, il nord dell'Europa, ce ne sono tanti. Il contorno principale forse si può riassumere nel fatto che c'è una presa di coscienza
chiamiamolo, di liberarci dal carcere di Maastricht. E con questo si vuole spaccare tutto. E la prova che il tutto è molto istintivo e anche originario è che c'è una grande varietà in questa storia della questione veneta. Bisognerebbe adesso appunto un po' vedere quali potrebbero essere linee guida, principi fondamentali che potrebbero anche magari anche unire tutte questa galassia di diversità nella questione veneta. Io amo identificare la questione veneta con quelli che sono i valori della storia e anche della cultura del territorio del popolo veneto, quindi quelli che io chiamo valori identitari. Aborrisco l'idea di parlare di etnie, di razze, queste cose qua mi creano un prurito, le sento lontane dalla mia cultura, ma anche le sento lontanissime dalla cultura dei veneti, perché il Veneto è un popolo per definizione aperto al mondo, dalla via della seta alle vie del commercio con l'Oriente, solo per citare quello che ha dato più evidenza anche diciamo economica, ma non solo, la cultura, l'arte. Ha portato al Museo di Londra, ci sono i più grandi artisti veneziani, quindi un settore dedicato proprio a loro. Voglio dire, il Veneto è inclusivo ed aperto, perché ha dei valori identitari che aprono, che vengono imitati, che vengono studiati ancora. Venezia è un mito, no? Il mito come realtà ambientale, realtà storica, ma anche un mito come istituzioni. Il buon grande Ivone Cacciavillani dice sempre che un grande ordinamento va valutato in base al grande monumento che è riuscito a creare. Venezia è un monumento e quel monumento ha parallelo un grande ordinamento, cioè se non c'è una grande struttura istituzionale che funziona non puoi vedere quei palazzi, quella realtà, quel coraggio di costruire sull'acqua che evidentemente è simbolo di una visione che ha affrontato realtà impossibili. Venezia poi è una realtà inclusiva perché mentre si apriva al mondo portava a casa le diversità rispettandole e regolandone anche l'autonomia. Venezia ci sono tutte le rappresentanze orientali, abbiamo gli albanesi, i greci, i turchi, le diverse religioni, gli ebrei, i musulmani stessi, perché Venezia sapeva farsi rispettare e rispettare gli altri. E quindi abbiamo una questione veneta che parte da questi valori identitari, valori che aprono, non che chiudono. Quando si vuol chiudere si parla di etnie e di razze, cioè di cose che al Veneto non appartengono. Beh, diciamo sicuramente, storicamente, l'occupazione che c'è stata nella storia da parte degli austriaci e dei francesi è stata un'occupazione violenta che ha portato tanta miseria e morti nei veneti. Attualmente l'occupazione italiana invece è un'occupazione democratica che nel tempo è stata assorbita nel DNA veneto. Perché? Perché hanno lavorato moltissimo sulla storia, cancellando la storia, 1200 anni di storia, quindi i veneti non sanno della loro storia e si adagiano, diciamo, a questo nuovo occupante come fosse da sempre sul nostro territorio, e quindi questa è la grande differenza. Un tempo magari violenta, adesso è violenta da un altro punto di vista, però sicuramente i veneti sono più adeguati a questa cosa qua. Le differenze sono relative, diciamo che la presenza e l'occupazione italiana ha il paravento della democrazia, del voto democratico, ma per quanto riguarda la pericolosità e per quanto riguarda, come possiamo dire, il modo subdolo di portare avanti questa presenza, questa occupazione, pensiamo cosa significa la scuola italiana.
cosa significa la cultura dominante italiana. È sicuramente peggiore e molto più devastante rispetto alle altre occupazioni. È difficile è pericoloso fare anacronismi, però è giusto fare queste domande. Se noi pensiamo che Henry Kissinger faceva studiare minuziosamente la situazione del crollo dell'impero austro-ungarico, perché consapevole che l'impero USA sta crollando, non si fanno illusioni, per evitare dunque errori, diciamo, esaminiamo come è crollato l'Austria-Ungheria. Così è utile sì chiedersi come si sono comportati sotto l'Austria, sotto i dogi, ma anche lì penso è una questione utile, ma sicuramente non la grande centrale che potrebbe dare definitiva risposta alla questione veneta. La storia di Venezia è così lunga, 1100 anni di ordinamento, dal primo doge del 697 all'ultimo doge Ludovico Manin del 1797, 1100 anni di ordinamento, quindi dopo il 1797 abbiamo avuto la triste e drammatica esperienza napoleonica e poi quella austriaca, ma che è stato uno scampolo di tempo molto ridotto, quindi voglio dire, e poi abbiamo quella italiana, se mi è consentito, quindi abbiamo avuto i francesi per un breve periodo, poi gli austriaci e dal 1866 l'Italia, questa Italia che di fatto non ha mai incorporato come pensava di incorporare la realtà veneta, che è una realtà troppo grande per lei, e io tra l'altro lo dico da indipendentista e lo dico senza voler esprimere giudizi negativi su quella che è la realtà culturale e storica della penisola italiana, perché io amo l'Italia come realtà storico-culturale, ma non mi appartiene, credo non mi sia mai appartenuta, perché ormai è diventata una realtà illiberale e antidemocratica, a essere generosi con gli aggettivi. Ma la differenza, ripeto, tra l'occupazione italiana del Veneto, che è un'occupazione che è avvenuta per via referendaria, e quella precedente sta nel fatto che, a dire un esempio, Francesco Giuseppe, quando sono stati restituiti i cavalli di San Marco e ricollocati, cioè recuperati dai francesi che li avevano portati via, no? La soldataglia francese aveva fatto man bassa di tutti i tesori di Venezia, tra cui anche i cavalli. Quando li ha restituiti ha scritto: restituisco alla nazione veneta un bene che gli appartiene. Alla nazione veneta vuol dire che ha riconosciuto la nostra identità, la nostra realtà nazionale. Ecco perché il Veneto può fregiarsi, senza necessità di spiegarlo a qualche storico improvvisato, di essere una delle più nobili e importanti nazioni storiche dell'Europa. E in questo senso, voglio dire, noi dobbiamo rivendicare anche il diritto di mettere in discussione democraticamente la questione della scelta che è avvenuta il 22 ottobre 1866 con un referendum discusso, discutibile, quello che Montanelli definiva un referendum truffa, di appartenere ancora, di essere aggregati all'Italia. Io quando penso a queste cose qua, ed è tremendo quello che dico e che penso, se mi raffronto con mio bisnonno, Giacomo Morosin, quando non c'erano le carte dell'ONU, il diritto di autodeterminazione dei popoli non era un diritto giuridicamente riconosciuto, legittimato dalle carte internazionali, ma era un mero principio politico, se vogliamo, ed era già molto come principio politico, ma non era ancora un diritto. Mio bisnonno ha votato scegliendo su un quesito: vuoi tu che popolo delle Venezie aderire al Regno Sabaudo? Sì, no. Io, oggi, nel 2017, che ho tutte le carte internazionali, l'articolo 1,2, l'articolo 55 della Carta dell'ONU, tutti i trattati, gli atti di New York del 1966 ratificati dall'Italia nel 1967 e quant'altro sappiamo, Algeria, io non posso votare. Cioè io ho meno diritti di mio bisnonno? Ma pensiamo quanto grave è tutto questo, quanto assurdo è tutto questo, quanto antidemocratico e illiberale, per usare sempre degli eufemismi, per essere ancora dialoganti, sta accadendo negli anni che consideriamo gli anni della libertà, della tutela dei diritti. È gravissimo quello che sta accadendo. Quindi l'occupazione italiana è grave non tanto per quello che è avvenuto fino ad oggi, ma è grave per quello che impedisce a un popolo, il popolo veneto, alla nazione veneta, di poter fare, assumendosi le responsabilità del proprio futuro, perché questo è il punto. Perché parlare di
indipendenza, esercitando il diritto di autodeterminazione, che è lo strumento per arrivare all'indipendenza, quindi atto di democrazia e di libertà, vuol dire parlare di un qualcosa di cui non possiamo essere privati, quelli che sono diritti prepolitici, se vogliamo, che sono diritti che appartengono e trovano la loro fonte nella nostra storia, perché noi non dobbiamo dimostrare nulla all'Italia, dobbiamo dire all'Italia come abbiamo potuto esprimerci, tra l'altro non perché l'hanno voluto loro, perché gliel'hanno imposto i francesi, sul quesito del 22 ottobre 1866, lasciaci, e se non ci lasci lo faremo ugualmente, perché è un nostro diritto di autodeterminazione che viene prima della Costituzione italiana, ad esprimere su un referendum di contenuto uguale e contrario. Cioè, ovvero, vuoi tu, popolo veneto, rimanere aggregato alla realtà statuale italiana, sì o no? Fare una domanda di democrazia e di libertà, alla quale, ripeto, opporsi vuol dire assumersi, questo sì, gravi responsabilità da parte dell'Italia. Bossi era di formazione giovanile appartenente a movimenti marxisti e quindi orientato al materialismo. Poi lui ha svoltato verso altri fronti, ma è rimasta l'impostazione tipo materialista. Difatti tutta la sua proposta era, a prescindere dagli elementi culturali e spirituali, orientata alla trattativa tra la periferia e il centro, su questioni monetarie, sull'uso e la destinazione delle risorse a livello locale, quindi autonomismo di fatto. Ma questo è normale da un punto di vista di un lombardo, io lo capisco pienamente, e dico anche che da un punto di vista di un lombardo è quasi giusto, storicamente. Ma noi veneti siamo un'altra cosa, lo siamo sempre stati, e noi siamo il popolo di San Marco, siamo il popolo del Redentore Gesù Cristo, siamo il popolo della Madonna del Rosario, siamo il popolo che ha combattuto a Lepanto davanti a tutta Europa. Non siamo un popolo bellicoso, siamo un popolo pacifista, siamo gli stessi che commerciavano anche con l'Oriente e con i medio orientali, però siamo un popolo che ha una sua specifica laicità di impronta cristiana, e questo ci rende profondamente diversi da uno Stato, non dico dal popolo, dico da uno Stato italiano che nasce, lo sanno tutti, su presupposti giacobini. Ma diciamo subito che la questione veneta era stata sollevata sicuramente prima di una questione padana, poi con l'avvento della Lega Nord e con la cessione, diciamo, alla Lega Nord della problematica veneta è andata un po' diluita nella problematica e quindi portata ad una questione padana. Questione padana che non c'entra assolutamente nulla con quella veneta, perché io da Veneto sinceramente faccio fatica a condividere il pensiero di un piemontese o di un ligure, quindi mi sento proprio estraneato da questa problematica qua. Parliamoci chiaro, la Lega Nord in primis aveva portato avanti questo progetto di indipendenza della Padania, che per 20 anni ha portato avanti giustamente una problematica del nord, ed era sicuramente uno degli obiettivi più giusti che potevano portare avanti. Poi c'è stata l'inversione a 90 gradi da parte di Salvini, che ci ha detto che non esiste più una questione del nord, e adesso la Lega Nord si è trasformata in un partito nazionale a tutti gli effetti. Addirittura Salvini ha detto che non bisogna più parlare di nord, e quindi non riesco a capire questa giravolta mortale fatta dalla Lega Nord, e ancora chi segue la Lega Nord, che dopo 20 anni di nulla, perché diciamoci la verità, 20 anni di governo della Lega Nord, che sono stati i governi di Roma, delle regioni, delle province, dei comuni, hanno portato un beneficio ai veneti pari a zero, cioè non è stato portato a casa nulla. Io faccio sempre un paragone che secondo me è molto importante per capire cosa è successo. Ai tempi del Parlamento padano di Chignolo Po, dove io ero stato invitato un paio di volte come relatore, come responsabile l'IFE, avevo avuto modo di conoscere Jordi Pujol, che al tempo era quello che portava avanti l'autonomia della Catalogna. Al tempo Bossi considerava Jordi Pujol un inferiore, in quanto la Lega Nord era già riuscita a muovere milioni di persone per l'indipendenza della Padania, ricordiamoci la manifestazione che avevano organizzato sul Po. Jordi Pujol in Catalogna parlavano ancora di autonomia, quindi Bossi si sentiva molto più avanti e molto più forte di Jordi Pujol.
Cos'è successo dopo 20 anni? Dopo 20 anni la Catalogna tra poco tempo andrà a fare il referendum per l'indipendenza della Catalogna e sono riusciti a portare milioni di catalani in piazza. La Lega Nord invece ha abbandonato questo progetto qua e stiamo ancora discutendo di una pseudo-autonomia che Roma non ci darà mai, ma è giusto votare questo referendum, quindi c'è stata una retromarcia, abbiamo perso solo che tempo. La Lega Nord doveva usare questa battaglia e continuare a piccoli passi a portare a casa piccole vittorie che non ha fatto invece piccole vittorie che potevano essere anche con i nomi delle vie, dico, con le feste venete, con il riconoscimento dei nostri usi e costumi, non ha fatto assolutamente nulla e adesso ci troviamo dopo 25 anni di battaglie con 0 e addirittura Salvini che ci dice che hanno sbagliato per 25 anni. Lascio a voi ogni commento. Ma guardi, io sono entrato in Liga Veneta nel 1980, sono stato eletto in Consiglio regionale nel 1985 e io sono fermo a quella proposta politica e culturale. La parentesi padana è una parentesi infelice, è una parentesi così che come veneti abbiamo subito. Grazie a Dio adesso anche questa parentesi si è chiusa e ritorna in maniera forte, fortissima la questione veneta. Quindi in pratica nel 2017 si riprende per mano quella questione che è nata qui nel Veneto nel 1980 ma che aveva tutto un percorso antecedente dal 1797 al 1809, l'insorgenza veneta della quale nessuno parla, ma la nostra gente andava con il Leone di San Marco a difendere la propria comunità, la propria famiglia, la propria fede, le proprie tradizioni, la propria autonomia. In Spagna questi sono chiamati eroi, nel Veneto sono chiamati briganti e noi siamo i continuatori di questi briganti e quindi dobbiamo avere la forza di riappropriarci di tutto questo, dalla nostra cultura, dalla nostra lingua, dalla nostra tradizione, dalla nostra religione, dalla nostra fede e tutto il resto. E quindi questa è la riproposizione anche attuale, noi non siamo nostalgici, chiediamo in termini moderni tutto questo. Il vizio maggiore era sicuramente di voler mettere il carro davanti ai buoi, cioè il portafoglio davanti al crocifisso. Per quanto sia stata vera la scoperta o far prendere coscienza al popolo veneto che è lui che sta reggendo la macchina economica della botta che è l'Italia, pertanto però non poteva non essere un'impresa, diciamo, che doveva essere arrestata, per così dire, se non si metteva in primo posto quello che è molto caro, è il principio fondante di ogni società cristiana europea, che era il Cristo. Ma quella che è stata chiamata esperienza padana ormai si è conclusa e si è conclusa con un fallimento. Tante enunciazioni, tanti slogan, addirittura delle scelte che debordavano dal perimetro dell'azione pacifica, perché il leader del movimento della Lega Nord all'epoca non esitava a fare anche allusioni ad azioni armate che non servono. Sia chiaro, l'indipendenza non si ottiene con la forza, si mettano in pace quelle anime ancora agitate che credono nell'azione di forza. Lo strappo deve essere uno strappo di legalità, basato sulla legittimità del diritto internazionale. Avremo quindi a un certo punto, quando avremo creato una situazione di fatto, per fare un esempio alla catalana, e quindi avremo creato un consenso su un progetto politico che può diventare anche atto referendario, ma se fosse progetto politico, io, Indipendenza Veneta, mi presento e dico il mio programma è al primo punto convocare un referendum specifico con il quesito: vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì, no.
se ottengo la maggioranza del consenso dei veneti, è chiaro che io sono già legittimato a farlo, non c'è più bisogno di un parere del governo di Roma o di un parere della Consulta della Corte Costituzionale italiana. Questo si deve chiarire immediatamente, e questo non è atto di prevaricazione, questo è atto di esercizio di un diritto, del diritto di autodeterminazione, che in base alle norme internazionali, a mio modesto parere, ma l'ho detto in più sedi, si potrebbe anche esercitare se correttamente interpretato e applicato con l'articolo 10 della Costituzione italiana, che dice testualmente: l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Non dice se si conforma, se si conforma e basta. Quindi anche un'interpretazione corretta della Costituzione italiana, che però non ci interessa, lo dico ad abbondantiam, dovrebbe in uno Stato democratico farci votare. Non ci fanno votare, non importa. Non importa il loro consenso, perché se autodeterminazione vuol dire fare da sé, decidere da sé. Dobbiamo, con il consenso dei cittadini, che è il consenso politico, portare un referendum volente o nolente allo Stato italiano e votare. Una volta che si è votato, evidentemente a favore, si deve dare avvio alla fase vera e propria, quindi un atto normativo che regolerà la fase transitoria e poi una dichiarazione evidentemente ufficiale, formale, solenne di indipendenza del Veneto. Tutto questo non è fantasia, non è sogno, è visione di un percorso. Quindi archiviamo la triste esperienza, quella che è stata portata avanti dalla Lega e che oggi ormai è diventata un partito sovranista italiano, non sovranista dei popoli, ecco, sovranista italiano, dello Stato, questo è il punto. E bisogna capirlo, io rispetto anche, ma non ha più nulla in comune con quella che è l'aspettativa del territorio del popolo veneto di un cambiamento che i veneti vogliono intraprendere per assumersi le responsabilità. Quindi il binario corretto è quello istituzionale, perché infatti il tentativo dello Stato è quello di cancellare per esempio le regioni, perché se si cancellassero le regioni l'ultimo baluardo, però spezzettato, però frammentato sul territorio, rimarrebbero le municipalità, i comuni, e quindi 579 comuni sono più difficili da mettere d'accordo di un consiglio regionale, quello che si chiama oggi consiglio regionale, che io andrei già a chiamare assemblea, con responsabilità di rappresentare la sovranità del popolo veneto che si impegna ad attivare la fase costituente. È chiaro che è quello che io ho sempre sostenuto e ritengo sia il passaggio, la via istituzionale deve essere interpretata e fatta propria dal Consiglio regionale del Veneto, da quello che si chiama oggi Consiglio regionale del Veneto, che anche se lo chiamiamo così non è più un organo della rappresentanza, un organo amministrativo, dell'articolazione amministrativa dello Stato, ma è in nuce, proprio perché quello è stato votato dai cittadini, la rappresentanza di una volontà e di un potere sovrano del popolo veneto. Il gioco quindi ci sarà il punto di forza è la via istituzionale, il punto giuridico è quello del diritto di autodeterminazione secondo le norme del diritto internazionale, che dà legittimazione, cioè vuol dire si può fare. E poi ci sarà lo strappo, che è uno strappo di legalità, tra la legalità italiana e quella veneta, ma di fondo c'è la garanzia forte e solida della legittimità internazionale che risiede nel diritto prepolitico, diritto naturale, diritto che non può essere prevaricato, che si chiama autodeterminazione dei popoli. Manca, mi sembra, ancora una riflessione profonda su quello che è l'ethos e il pathos, cioè l'essere profondo e sentire profondo del popolo. Al momento prevalgono forme di paraleghismo che riprendono discorsi di tipo autonomista e di rivendicazione fiscale, assieme a proposte personaliste con la speranza, forse, non me ne voglia nessuno, di ottenere un seggio stipendiato per portare avanti certi discorsi. Può anche essere legittimo se si pensa al bene della propria popolazione, ma mi sembra velleitario. Manca invece, mi sembra ancora, una riflessione su cosa vorrà essere il Veneto eventualmente una volta che diventa indipendente, perché tornerà, è la direzione della storia questa, tornerà il Veneto a essere ciò che è stato, e non serve a nessuno un Veneto che sia
la riproduzione di uno Stato giacobino su base locale, quello è localismo ed egoismo, non serve a niente, a quel punto stiamo in Italia, anzi disperdiamoci in Europa, meno ancora nella Repubblica Mondiale di origine massonica. Se invece vogliamo un Veneto che sia Veneto, allora dobbiamo ragionare in altri termini, per esempio, visto che siamo in una regione alpina, il modello svizzero, piuttosto che quello austriaco o anche quello federalista germanico, però a livello veneto. Il Veneto necessita di riorganizzarsi su basi nuove, adeguate ai bisogni portati al XXI secolo, riorganizzarsi sui suoi valori. Non può prescindere dal principio di sussidiarietà nella solidarietà con la carità e la centralità della persona e della famiglia. Sono questi i valori veneti, da questi non si può prescindere, se no si parla per niente. Primo sta nell'indole dei veneti voler fare possibilmente meglio degli altri, lo vediamo anche come imprenditori, se uno può fare le scarpe all'altro lo fa tranquillamente e quindi fa parte del nostro DNA. Secondo, non la valuto negativamente perché io dico ben venga, più gruppi ci sono vuol dire che più persone hanno voglia di indipendenza. Se però riusciamo qualche volta a metterci uniti e ritrovarci su degli ideali invece di star lì a litigare tra di noi, credo che sarebbe un grande vantaggio. Le tante opinioni non mi stupiscono, il problema è che poi le opinioni, i progetti devono anche prendere corpo, devono avere una loro presentabilità e soprattutto raccogliere il loro consenso. Senza nulla togliere agli altri, perché io credo che quasi tutti siano in buona fede, poi ci sono movimenti del tutto irrilevanti, nel senso che sono poche persone, magari sempre le stesse, perché ci sono ambizioni personali. Ci sono però realtà, e se mi consente, prima tra tutte, mi permetto di dire questo, Indipendenza Veneta, che per esempio nel 2015 si è dovuta presentare alle elezioni raccogliendo 15.000 firme autentiche, 12.000 per le liste e 3.500 per il candidato presidente. Poi di fatto siamo arrivati a 20.000, una fatica enorme, incredibile. Altri che non voglio citare si hanno messi in moto o per raccogliere le firme o per avere appunto un'adesione, ma non c'è stata. Quindi vuol dire siamo riusciti a dimostrare sul campo di avere la forza. Poi il consenso non è stato conforme alle aspettative perché purtroppo, lo diciamo ormai, io non guardo alle cose del passato, ma preferisco guardare avanti, sono molto motivato nel guardare avanti, però c'è stata la scelta di stoppare con una lista civetta che anche ha imitato il nostro nome, noi Indipendenza Veneta, e l'altra Indipendenza Noi Veneto in piccolo con Zaia, e quindi ha creato confusione. Poi lista che è morta subito dopo che vi è stata l'elezione del consigliere, che ha cambiato anche nome, quindi vuol dire cose frutto di abilità politiche più che di progettualità. Lo dico con grande rispetto perché noi crediamo che bisogna collaborare e dialogare con tutti. Certo che se ci fosse stata una unità dell'ideale indipendentista attorno a Indipendenza Veneta, che in parte ha perso consensi anche con la lista Zaia, che al suo interno, secondo me, ha preso voti più della stessa Lega nel 2015, ha una rilevante componente indipendentista, che però è delusa, è amareggiata, è sempre là sulle retrovie dicendo bisogna fare il passo intermedio dell'autonomia, bisogna avere pazienza, ma in realtà se non hai un progetto tuo, se non hai la visione, soprattutto non hai la capacità di guidare un cambiamento del genere, non si fa l'indipendenza del Veneto chiedendo ai funzionari della regione se un atto va bene o non va bene, ci vogliono attributi politici, convinzione, visione, relazioni internazionali, accademici dietro come abbiamo noi Indipendenza Veneta, abbiamo almeno 10-15 docenti del mondo universitario tra i più qualificati, cito solo uno perché il professor Carlo Lottieri che insegna a Siena e a Lugano, ma per non citare il professor Paolo Bernardini, Marco Bassani, Renzo Fogliata e tanti altri che mi dispiace non ricordare, ma almeno una quindicina, figure di altissimo livello, portatori di pensiero liberale classico, quindi voglio dire di persone che sono anche svincolate dal progetto in se stesso, ma che riconoscono la forza dell'ideale che c'è dietro la nostra azione e, ripeto, dicono che bisogna andare avanti su questo passaggio, ma bisogna anche fare qualcosa che va al di là della burocrazia,
Cioè, se io fossi stato il presidente del Veneto dopo le elezioni del 2015, ai funzionari regionali non avrei mai chiesto nulla, avrei detto guardate che il percorso è questo, le tappe sono queste, c'è da fare qualche atto di lo strappo della legalità, come spiegavo prima, che non vuol dire atto di disubbidienza, vuol dire atto di osservanza della volontà dei cittadini che ti hanno votato, quindi attenzione, è uno strappo garantito e protetto dalla legittimità del diritto internazionale. Attenzione, perché non siamo mica così sciocchi, improvvisati o sognatori, idee ben chiare. Avrete ai funzionari, questo si deve fare, se non ce la fate, se non ve la sentite, meglio che scegliate altre strade. Qui abbiamo bisogno di gente capace, coraggiosa, ma di gente che si assume responsabilità. E d'altronde, non tutti, come diceva Don Abbondio, il coraggio, se non ce l'ha, non se lo può dare. Ma guardi, innanzitutto studiando non solo la questione veneta ma anche le questioni di altri popoli, di altre nazioni storiche d'Europa, in qualche modo questa purtroppo è una costante, nel senso che c'è questa frammentazione profondamente negativa. Nel Veneto questa è particolarmente sentita perché bisogna anche dire che nel Veneto purtroppo questo popolo, che ha meriti straordinari, in certe fasi della propria storia si fa prendere un po' da quello che si può definire una forma di individualismo. In questo momento storico c'è troppo individualismo e c'è poca capacità di fare massa critica e di mettersi assieme. Quindi questa frammentazione nell'area indipendentista veneta è figlia del momento storico che stiamo vivendo. La nostra storia, che è una storia di grande spessore, che è una storia che ci viene invidiata in tutto il mondo, perché per assurdo, ma neanche tanto se ci pensiamo bene, la storia della Repubblica Veneta continua ad essere studiata, continua ad essere omaggiata, continua ad essere copiata in tutto il mondo, e invece in Italia e nella nostra terra, grazie alle logiche devastanti che sono figlie dei giacobini, che sono figli di ideologie perverse, continuano ad essere calpestate, mistificate e diciamo in una maniera orrenda veramente messe e presentate in maniera inaccettabile. Uno slogan con Veneto libero e basta o Veneto indipendente è facile e sicuramente è alla portata di tutti su Facebook. Se poi invece ti dobbiamo trovare seriamente a parlare attorno a un tavolo di quello che vogliamo di questo Veneto qua, allora il discorso si complica, perché dobbiamo dare veramente un contenuto a queste due parole di Veneto libero, dobbiamo dare un contenuto forte che riprenda i nostri usi, costumi e tradizioni. Ma la domanda è molto interessante e molto ampia. Prima di distinguere tra contenitore e contenuto, però io distinguerei, perché bisogna consolidare il punto di partenza, renderlo forte, renderlo inattaccabile, perché la gente non ci crede ancora e quindi bisogna dirgli guarda che non ti stiamo offrendo un'illusione, un sogno, non stiamo millantando di percorsi impossibili, stiamo facendo una cosa seria. Io distinguerei tra potere costituito e potere costituente, che il potere costituito è il potere, diciamo, esistente, quello attualmente, e quando il potere costituito cerca di regolare anche il potere costituente, ci priva di libertà. Guai a mettere in dubbio il potere costituente, che è il potere della sovranità popolare, che è il potere che può modificare anche le scelte, diciamo, che giustificano la stessa appartenenza o non appartenenza, per esempio aggregazione o non aggregazione allo Stato italiano. Quindi bisogna sapere che il popolo veneto, essendo stato sovrano indipendente per 1100 anni, è titolare di un potere costituente proprio, al quale non ha mai rinunciato, perché
Se noi consideriamo che, lo dicevo prima, che nel 1866, già con quella domanda, non è la domanda in sé che era importante, rispondere sì o no, era importante perché si è posta una domanda al popolo veneto nel 1866. Perché se non avesse avuto rilevanza, avrebbe detto, beh, bastava un atto amministrativo, o se c'era un po' di resistenza, un'azione manu militari, e basta, il Veneto non esiste più, abbiamo deciso noi, invece che con la Francia, adesso vai con l'Austria, zitti, siete una provincia e non avete più nulla a dire. No, hanno detto, questo è stato un popolo che si è autogovernato, la sovranità aveva un valore riconosciuto universalmente, quindi non possiamo noi disporre di un popolo, nessuno può disporre di un popolo, neanche un altro Stato o altri popoli, quindi hanno detto a questi bisogna chiedere se vogliono entrare a far parte dell'Italia, se vogliono che il popolo e il territorio veneto sia aggregato all'Italia. Il fatto di dire bisogna chiedere vuol dire aver riconosciuto la soggettività internazionale, vuol dire aver riconosciuto l'identità, vuol dire aver riconosciuto il presupposto di quei principi che oggi noi abbiamo lo stesso titolo di invocare, altrimenti siamo declassati non più a cittadini ma a servi. Quindi essere contenitore, cioè padroni a casa nostra, vuol dire avere la consapevolezza che abbiamo il titolo e la soggettività internazionale di decidere. Conseguentemente il contenuto diventa irrilevante, perché quando siamo liberi di disporre del contenitore, cioè vuol dire della nostra storia e dei nostri presupposti, il contenuto sarà quello che le generazioni nostre o quelle che verranno decideranno sia migliore. Come diceva Jefferson, ogni generazione ha diritto di darsi la sua Costituzione, vuol dire cambiarla anche totalmente. Invece in Italia qualcuno dice che il potere, pensi che cosa gravissima è stata detta qualche anno fa da Gallo, il presidente emerito della Corte Costituzionale, ha detto che la stessa modifica della Costituzione, prevista dall'articolo 139 della Costituzione italiana, è un potere derivato e non originario, per cui il popolo non potrebbe mai modificare quei 5 punti saldi tra cui l'unità e l'indivisibilità della nazione. È una follia. Neanche quando sono stati dati i 10 comandamenti sul Monte Sinai si disse non ci può essere un 11° comandamento, dice non violate questi, ma non ha detto potete darvi anche altri 10 comandamenti. È una cosa veramente incredibile, quasi che l'unità e l'indivisibilità dello Stato fosse un valore morale, etico, un valore di libertà. Ma guardi che chi difende l'unità e l'indivisibilità dello Stato, che poi non è nient'altro che quel contenuto che vogliono farci credere che ha un valore, in realtà non vale niente, nel senso che è un qualcosa di assurdo, perché vuol dire c'è gente che ritiene, e che io la faccio la sintesi così, che i confini unitari e indivisibili dell'Italia siano molto più importanti, quindi siano un valore, pensa cosa è, rispetto alla libertà e al diritto delle persone di autodeterminarsi. Tra un confine e la libertà delle persone, chi mi dice che viene prima il confine delle persone, io alzo le mani e dico non abbiamo nulla in comune, quantomeno non sappiamo, chi parla in questi termini, quale concetto della libertà, della democrazia abbia, e quindi veramente da disarmarsi, ma non per arrendersi, disarmarsi per dire bisogna che cambiamo metodo e cambiamo modo di relazionarsi. Quindi tra contenuto e contenitore io andrei molto più in profondità con queste considerazioni, sapendo che noi siamo i titolari, i legittimi titolari del contenitore. Il contenuto poi è quella scelta di diritto positivo ordinario che in base alle necessità dei tempi, ai bisogni, alle scelte dei cittadini di volta in volta viene dato. L'Italia invece antepone il contenuto, cioè le sue verità di legalità, che poi anche gli stati totalitari hanno la loro legalità. Un dittatore dice questa è la legge e la legalità, hai detto tu. Una cosa è la libertà e il diritto veramente di esprimersi da parte dei cittadini, quel diritto che si collega al potere costituente. Dobbiamo partire dai contenuti per rendere credibile il contenitore, a maggior ragione in un momento storico in cui abbiamo perso la certezza di chi siamo sul piano delle nostre radici, della nostra fede, della nostra identità, dei nostri valori, delle regole e delle leggi che ci governano, al punto che ci vergogniamo
di chi siamo, che disconosciamo il fatto stesso che la nostra casa è la nostra casa, l'abbiamo trasformata in una sorta di terra di nessuno, abbiamo smesso di volerci del bene, anzi ci comportiamo come chi odia se stesso. Serve un processo rieducativo che ci porti a riscoprire la certezza di chi siamo, partendo dal rimettere al centro la verità. Benedetto XVI denunciò il fatto che la dittatura del relativismo, straordinaria espressione da lui coniata, ci ha sottratto appunto la nozione di verità. Non crediamo più che esista la verità, riteniamo che ciascuno possa essere depositario della propria verità e il risultato è che oggi siamo plagiati, siamo in balia di una mistificazione della realtà. Dobbiamo operare una vera e propria rivoluzione culturale che ci faccia riscoprire chi siamo, e in questo noi non possiamo, volenti o nolenti, sottrarci a quella che è la nostra fede, la nostra identità, la nostra tradizione, la nostra civiltà cristiana, che piaccia o meno è il portato principale attraverso cui l'assimilazione della filosofia greca, del diritto romano, ma anche dell'esperienza acquisita attraverso l'umanesimo e anche attraverso l'illuminismo hanno consentito al cristianesimo di regalarci l'unica civiltà al mondo che si fonda sulla sacralità della vita di tutti, sulla pari dignità tra le persone e sulla libertà di scelta individuale. Quindi prima ancora di parlare di indipendenza, di parlare di autonomia del Veneto, dobbiamo mettere al centro del nostro dibattito quei contenuti che diano un senso compiuto all'essere indipendenti o all'essere autonomi. Del Veneto libero vogliamo fare uno Stato moderno e che sia un esempio di ciò che il Veneto è sempre stato ed è nel mondo. Inventiva, laboriosità, accoglienza, solidarietà, ma nel rispetto dei nostri valori profondi. Una repubblica cantonale, uso questo termine per spiegare quale tipo di federalismo, che abbia la famiglia come cellula della società e come punto di riferimento di ogni politica, nel quale la persona, non l'individuo, sia al centro, la famiglia sia al centro, la Repubblica sia prima dello Stato e lo Stato sia al servizio della Repubblica, della persona e della famiglia. Secondo me solo la Svizzera, per come la vedo io. C'è qualcuno che parla della città-stato di Singapore, però in realtà lì vedo l'applicazione del dominio della tecnica. Non so se chi mi ascolta capisce quello che voglio dire, do un riferimento al limite a fare una piccola ricerca su Google, cercate Smart City, oppure cercate quello che diceva Horkheimer, filosofo di metà del secolo scorso, sul dominio della tecnica. Io credo che invece il modello da seguire ancora oggi sia la Federazione Svizzera, che nel nome si chiama ancora Confederazione Svizzera, Confederazione Elvetica anzi, che dal mio punto di vista è quella che maggiormente riesce ad applicare da un punto di vista istituzionale quelli che sono i valori della civiltà cristiana, nel rispetto delle specificità locali, la piena espressione di ogni singola persona. Beh, per certi aspetti c'è indubbiamente la Svizzera, la Confederazione Elvetica che può rappresentare un modello, ma il modello principale continua ad essere la nostra Repubblica, nel senso che nella nostra Repubblica, quando dico nostra Repubblica intendo la Repubblica Veneta, nella nostra Repubblica ci sono tanti e tali insegnamenti che letti anche in chiave moderna possono rappresentare veramente una risposta
quanto mai attuale. I veneti hanno sempre dimostrato, quando hanno avuto questa possibilità, di autogovernarsi, di essere in grado di proporre modelli assolutamente singolari, assolutamente all'avanguardia. Io ricordo anche l'esperienza della Repubblica Veneta del 48-49, anche quella è un'esperienza straordinaria di riforme e di capacità dei veneti di proporre nuove forme di governo sempre all'avanguardia. Ma io faccio spesso riferimento al modello svizzero. Modello svizzero perché? Perché il modello svizzero è un modello semplice, snello, che costa poco alla comunità e che rende molto alla comunità. Parliamo di democrazia diretta, quindi se c'è da fare un qualcosa per le comunità non sono i politici che decidono sulla pelle delle persone magari durante una cena al ristorante, ma viene dato possibilità al popolo di scegliere direttamente attraverso il semplice voto referendario, senza il quorum. Se uno va a votare decide, altrimenti se uno vuole stare a casa si adegua a quello che sarà la maggioranza. Quindi credo che sia la cosa più giusta, sia questa come modello svizzero. Poi naturalmente anche il modello svizzero avrà le proprie pecche, di perfetto non c'è nulla, però è il sistema che sicuramente è più democratico e vicino alle persone e toglie il potere personale della lobby e degli affari propri ai politici. Abbiamo un grande Papa Veneto, San Pio X. Anche lui si era ben reso conto che la società si stava sgretolando con l'industrializzazione, con il liberalismo, con l'attacco socialista massonico a tutta la società cristiana. Ebbene, è molto semplice, lui ha coniato questo grande principio: non si rifà la società cristiana se non nel modo che è stata fatta, e questo vale per il Veneto come per qualsiasi altra realtà, popolo che ha 2000 anni di cristianesimo di storia. Io partirei intanto dalla solidarietà, perché nonostante quello che in maniera indecente e vergognosa il mondo della cultura dell'informazione italiana cerca di vomitarci addosso, non c'è un popolo più solidale del Veneto, senza se e senza ma. Quindi da qui dobbiamo partire. Veneto ancora oggi è la regione italiana, fra virgolette, dove ci sono il maggior numero di donatori di organi, di donatori di sangue, il maggior numero di associazioni di volontariato. La nostra protezione civile è sempre un fiore all'occhiello in qualsiasi parte viene chiamata, quindi la solidarietà nel Veneto è una cosa seria, solidarietà seria, non pseudo volontariato che abbiamo visto anche recentemente con tante ONG e tutto il resto. Qui nel Veneto la solidarietà è una cosa seria, quindi nel Veneto si parte dal concetto della solidarietà, si parte dal concetto del rispetto per le altre persone, si parte dal concetto di un profondo rispetto dell'ambiente. L'ecologia nasce nella nostra terra, è la Repubblica Veneta che inventa l'ecologia. Si parte dal rispetto degli anziani, un'altra cosa che si sta perdendo. Tutti questi valori che nel Veneto continuano ad esserci sotto traccia, sotto la cenere, questi continuano ad essere dei valori profondi che sono nel nostro DNA. Ecco, da questi valori dobbiamo partire per riappropriarci del nostro futuro e per tornare protagonisti della nostra storia. Ma i denominatori comuni credo che non siano da costruire, i denominatori comuni li possiamo trovare e li dobbiamo trovare nella nostra storia millenaria, una storia fatta sicuramente di religione, di cristianità, di rispetto verso le persone, di apertura anche verso, perché Venezia non è mai stata una città chiusa. Qualcuno scambia l'indipendenza come una chiusura, invece noi veneti non siamo mai stati chiusi, siamo sempre state persone che sono andate all'estero e che hanno accettato anche chi viene dall'estero. Naturalmente queste persone qua devono rispettare i nostri usi, costumi, tradizioni,
cultura e religione. Quindi i nostri contenuti devono essere impostati su questo. Lo sbaglio è, secondo me, di parlare solo di soldi, di economia e di finanza, perché i veneti, come diciamo noi, che piace i skei, però non si può certamente fondare un nuovo Stato solo su un obiettivo finanziario ed economico. Veneto ha delle caratteristiche evidenti anche all'esterno, facciamo degli esempi, la solidarietà. Tutte le donazioni del sangue, per dire, no? Il senso della collaborazione, il senso del lavoro, l'impegno per il lavoro, quindi le responsabilità proprio lavorative in senso stretto, ma anche valori culturali, valori identitari, l'appartenenza anche, diciamo, se vogliamo, dal punto di vista della spiritualità, la condivisione di valori spirituali. Io parlo di spiritualità, non di religioni, perché è quello che diceva Paolo Sarpi, no? In fondo noi non abbiamo bisogno della religione di Stato, però abbiamo bisogno di sapere qual è il valore spirituale che ci unisce, c'è qualcosa che unisce, e quindi questo è molto importante, Poi si è più rispettati. Io credo che i denominatori comuni siano così forti che noi, per meglio proteggere questi valori, questi denominatori comuni, abbiamo bisogno però di una istituzione laica che dà riconoscimento a quelle che sono le sensibilità prevalenti del popolo dei cittadini. Quindi, se i valori della cristianità per i veneti sono un elemento di unione, sono o l'ispirazione di quelle scelte di solidarietà, di generosità, di accoglienza spontanea, però non indotta, non forzata, allora ben venga. Io credo, e in questo senso sono molto sulla linea di Paolo Sarpi, appunto, che dobbiamo pensare a uno Stato che è svincolato dal condizionamento religioso. Figurarsi, noi siamo volontarissimi dalle teocrazie, ma anche dalle ingerenze improprie che una diciamo, organizzazione religiosa come può essere il Vaticano, che poi è un altro Stato, può permettersi di fare. Poi tra l'altro anche questo, diciamolo senza così critica, ma in certe realtà poi il Vaticano, penso alla Slovenia, e sa, quando la Slovenia si è dichiarata indipendente, no, nel 1999, e il primo Stato a riconoscere è stato il Vaticano, quindi vuol dire che questa attenzione politica a seconda dell'utilità, piace o non piace, è una cosa. Io credo alla laicità dello Stato. Uno Stato laico è uno Stato in grado di difendere meglio quelle che sono le scelte anche spirituali e religiose dei propri cittadini. Per i veneti non abbiamo bisogno di dire qual è l'orientamento religioso, quindi verrà spontaneo, però non in posizioni, non mai in posizioni istituzionali. Qui andiamo su valori assoluti, e allora i valori assoluti hanno una caratteristica: non sono relativi, per cui non può essere qualcosa che oggi è diverso dal passato. Possono cambiare le forme, l'ordine delle cose, ma non la sostanza. Allora ecco che in passato questi valori si sostanziavano nel grido Viva San Marco. Viva San Marco voleva dire che cosa? Che la Repubblica Veneta si riconosceva nell'Evangelista che ci ha donato il cristianesimo in prima generazione dopo Cristo. Le feste principali della Repubblica Veneta erano la festa del Redentore, Salvatore dell'umanità, che è solo Gesù Cristo, la festa di San Marco il 25 aprile, la festa della Madonna del Rosario il 7 di ottobre e la festa dell'Ascensa, dell'Ascensione, con lo sposalizio col mare, a seconda del calendario pasquale si sposta durante l'anno. Queste feste, che erano religiose, erano anche al tempo stesso laiche, perché nonostante Venezia fosse profondamente laica e tenesse a quella separazione tra politico e religioso introdotta nella storia, voglio ricordarlo, da Gesù Cristo davanti a Pilato, nella storia dell'umanità la laicità dello Stato l'ha introdotta Gesù Cristo nel processo davanti a Pilato, Venezia ne è sempre stata pienamente l'incarnazione politica, perché pur rimanendo fedele a Pietro nella religione, rimaneva totalmente separata da Pietro nella politica in epoche in cui questa cosa aveva un significato molto particolare. Per cui oggi come ieri libertà e giustizia si attengono alla verità
discendono dalla verità e nella verità si compiono. La verità, ieri come oggi, ha un solo nome dal mio punto di vista, che è quello del Redentore, Gesù Cristo. Ma intanto farei una considerazione di carattere generale che io ho cercato di lanciare alcuni anni fa, molto soft, perché è un tema di una pesantezza straordinaria. Il Veneto, per sua tradizione, cultura, per valori, è più vicino al sistema anglosassone del precedente giurisprudenziale che del sistema codicistico. Infatti il codice civile è nato con Napoleone, ma se noi andiamo a vedere la Venezia come era governata, tutto discutibile, perché nella storia poi quando si va indietro nel tempo bisogna usare prudenza ed essere molto attenti a non estrapolare a piacere considerazioni. Ma diciamo per quella che è la cultura, per quelli che sono i valori, per quella che sono le scelte diciamo anche del nostro territorio, del nostro popolo, io credo che saremmo più inclini a un sistema di common law, di precedente giudiziario, perché dà maggiori certezze, perché non abbiamo bisogno dell'interprete speculatore del diritto che poi alla fine non dà la maggior certezza, ne dà di più. Se io so che se rompo questo leone prezioso mi prendo 3 mesi di carcerazione, ho la certezza perché i precedenti dicono che chi ha fatto questa cosa si è preso 3 mesi di carcerazione più risarcimento del danno. Se invece io vado davanti a un giudice italiano, sistema codicistico, reato di danneggiamento, la pena è da a sì, però l'ha fatto involontariamente, l'ha spinto per sbaglio, oppure no, ma in fondo un giudice dice una cosa di nessun valore, quindi non c'è più la certezza del diritto, quella che viene invocata al tuo campo. Il precedente invece ci dà conoscenza, il sistema più garantista in base a quelle che sono le nostre visioni della esigenza di giustizia. È difficilissimo passare da un sistema codicistico a un sistema del precedente giudiziario, però a mio parere potremmo avviarla perché abbiamo ancora dei valori, ripeto, e delle così, scelte collettive di responsabilità che a mio parere gioverebbero a beneficio di tutti per una giustizia più adeguata al sentimento popolare, più vicina alle aspettative della gente e quindi più coerente con quella che è la nostra storia, che è stata una storia di precedente giurisprudenziale, perché questa è la realtà. È stato Napoleone, ripeto, a portarci i codici e l'Italia a riempirci di leggi che spesso non servono a nulla, no? Non si sa, tante leggi, maggiore confusione, maggiore incertezza, minore giustizia e quindi ecco questo senso di sfiducia rispetto alla giustizia, perché poi quando non c'è giustizia c'è anche meno libertà e quindi giustamente a sua domanda dice i concetti libertà e giustizia come li vedremo noi, popolo veneto, in un contesto di indipendenza. Attenzione, è la giustizia che garantisce anche maggior libertà. Il caposaldo di una realtà statuale, moderna, che però ha anche dei valori storici e un'identità molto forte, si basa sulla giustizia. Quando c'è la giustizia, e la giustizia secondo me del precedente è molto più forte, più garantista della giustizia codicistica. Ma ancora una volta, per il popolo veneto come per tutti gli altri popoli, i passi più indicativi sono nostro Signore Gesù Cristo che annuncia il regno dei cieli, nostro Signore Gesù Cristo che chiede che siano ricercati innanzitutto il regno dei cieli e tutto il resto sarà dato in sovranumero, in sovrammisura. Perciò quello che è così importante per il popolo veneto è prendere coscienza che la grandezza, la bellezza della cultura veneta che noi tanto ammiriamo e tanto con santa e giustificata nostalgia rivogliamo è solo il riflesso di un popolo che viveva secondo le leggi di Dio. Allora, il riferimento, ho capito, è nella bandiera veneta il gonfalone di San Marco, nel quale, negli esempi più famosi, il leone alato, che è
San Marco, secondo il libro dell'Apocalisse, tiene squadernato il Vangelo con la scritta Pax Tibi Marce Evangelista Meus. La nostra è l'unica bandiera con la scritta pace, ed è una bella cosa questa da dire, perché è proprio testimonio di quella che è l'essenza di noi veneti, che non siamo in conflitto, noi non rivendichiamo una identità contro qualcuno, noi siamo profondamente convinti che il modo per testimoniare il significato profondo di quella scritta è la testimonianza. Come dice nell'ultima cena Gesù, visto che mi si provoca sull'aspetto religioso, da come vi amerete vi riconosceranno come miei discepoli. Il Veneto ha questo compito gravoso, se vogliamo, quello di riuscire a emanciparsi dalla situazione in cui si trova, non con la violenza ma con la pace, con la forza della ragione, con un orgoglio senza rabbia, visto che sto facendo una mezza citazione della Fallaci, un orgoglio senza rabbia e la forza della ragione, e sapendo di essere una specie, lo dico con molta umiltà, di Israele del Nuovo Testamento. Noi siamo di prima evangelizzazione, è una grande responsabilità. Purtroppo l'avvento napoleonico e giacobino ha introdotto una grave piaga nel popolo veneto, la prassi di tante persone di usare la bestemmia. Io lo dico nelle serate che faccio in giro, quando noi veneti smetteremo di comportarci come una volta facevano solo le prostitute e gli scaricatori di porto e smetteremo di bestemmiare, torneremo immediatamente liberi, perché torneremo a pensare come prima ai nostri punti di riferimento, che sono la festa del Redentore, la festa della Madonna del Rosario, la festa della Sensa e la festa di San Marco. Solo quella è la strada, tutte le altre sono effimere e porterebbero, anche con successi parziali, a un insuccesso finale. Paradossalmente il bestemmiare veneto è legato alla sua profonda religiosità, paradossalmente, perché nella rabbia ci si deve sfogare e purtroppo, e poi peccando contro il primo comandamento, ma uno se la prende con quello che riconosce essere il più alto e il più sacro, e perciò il veneto bestemmia purtroppo e pecca. Invece l'ateo che bestemmia sarebbe un ridicolo. C'è la barzelletta degli alpini che mandando su i muli bestemmiavano, e il colonnello cattolico diceva: non state a bestemmiare, diteli quando la pizzicate, diteli corpolina. E la risposta degli alpini del colonnello: provi lei a mandare avanti con corpolina. Perciò ha tutto un senso profondo, e per fortuna gran parte della bestemmia veneta è per interloquire, per intercalare, però va combattuta perché offende oggettivamente Dio direttamente. Sì. Ogni veneto da oggi, non da domani, deve intanto cercare di approfondire la conoscenza della propria identità, perché senza la riappropriazione della nostra cultura, della nostra identità, io non vedo grandi prospettive. E quindi impegnarsi nel riscoprire tutto questo non è una battaglia, una lotta semplice, ma se noi guardiamo a quello che è successo e che sta succedendo in tanti altri popoli d'Europa, vediamo che quello è la strada, quello è il percorso, la riscoperta della propria identità, dei propri diritti e l'impegno costante e quotidiano per valorizzare tutto questo. Da domani, primo lo dico, sembra uno scherzo, sembra impossibile, sembra una frase da uno appena uscito dal bar e frustrato. Smettere di bestemmiare è la prima cosa. Smetti di bestemmiare e il Veneto tornerà indipendente in men che non si dica. Lo sto dicendo a te che mi guardi.
La seconda cosa è dare l'esempio, giorno per giorno. Ognuno di noi è chiamato a fare il suo piccolo. Madre Teresa di Calcutta diceva: l'oceano non ha, e resta l'oceano anche senza la singola goccia. Tu sei quella singola goccia, ma senza quella goccia l'oceano non sarebbe lo stesso. Ognuno di noi è chiamato a dare con l'esempio quella goccia nel mare dell'esempio cristiano. Così, in questa maniera, il popolo veneto ritroverà la sua identità. Sarà di nuovo popolo senza essere solo popolazione abitante una terra dominata da ideali che non sono più quelli che storicamente hanno fatto grande non solo Venezia, perché chiunque giri per il Veneto vede la grandezza di Verona, di Padova, di Vicenza, di Treviso, ma anche di Feltre, di Cittadella, di Castelfranco, di Este, eccetera, eccetera. Ma credo che la cosa principale che ogni veneto deve fare è di informarsi, sapere da dove viene, sapere dove vuole andare, riconoscersi come popolo, riconoscere la propria storia annientata da parte degli italiani, questa è la base, perché se non siamo coscienti della nostra storia non possiamo creare un futuro, cioè è fondamentale sapere la nostra storia per creare un futuro, è il passo principale, quindi da parte di ogni veneto si deve informare, ma soprattutto chi rappresenta i veneti oggi deve fare uno sforzo per informare i veneti, cioè ripeto, una semplice denominazione di una via invece di via Cavour, mettere via Marcantonio Bragadin e spiegare chi era via Marcantonio Bragadin può aiutare molto, cosa che non è stata fatta finora dall'attuale politica. Deve iniziare dalla fine. Perché io voglio essere un buon veneto? Perché io voglio un Veneto libero? Perché io voglio essere padrone a casa mia? Perché voglio proteggere i miei figli magari da vaccini disastrosi e quant'altro? Ma perché? E il nostro Papa Veneto ci dà la risposta nella prima domanda del Catechismo. Perché siamo qui su terra? Noi siamo qui su terra per conoscere, servire, amare Dio e possederlo nell'eternità. Ma che io sia un catalano che vuole l'indipendenza della Catalogna, o che io voglio ristabilire la Repubblica Veneta, o che voglio la Sicilia indipendente o la Sardegna indipendente, e se non ho questo come ultimo gol, a chi mi serve? Da domani mattina, da ieri, cosa doveva fare? E oggi quello che può fare, ovviamente a maggior ragione domani, deve conoscere. Lo diceva già Einaudi, conoscere per deliberare è fondamentale, non puoi non essere coinvolto nella conoscenza di quello che sta accadendo intorno a te. Infatti io dico, chi non partecipa non ha diritto neanche di lamentarsi, basta lamentarsi, bisogna avere la sensibilità, l'intelligenza, la responsabilità di informarsi, di conoscere, di attivare tutti quegli strumenti per apprendere, per irrobustire la nostra visione di quella che è la realtà che è davanti a noi. E questo vuol dire caricarci di positività, perché fare l'indipendenza, lo mettiamo in questo contesto della mia riflessione, non vuol dire essere contro qualcuno, viva Dio, proprio il contrario, vuol dire avere un qualcosa che valorizza la nostra storia, la nostra identità, i nostri valori identitari, ma rispetta e valorizza anche quelli degli altri. Ecco perché io dico in una battuta, io amo l'Italia, ma l'Italia non mi appartiene, ma sono convintissimo che una volta fatta l'indipendenza potremo essere un modello replicabile in altri contesti, per esempio la Sicilia, perché non vederla indipendente? Perché il Tirolo, che noi falsamente chiamiamo Alto Adige, ma che è Tirolo, almeno per Bolzano è Tirolo, non può diventare un Tirolo unito e quindi staccarsi dalla parte dell'Austria e dalla parte dell'Italia e farsi la sua regione? Saranno 1,5 milioni di abitanti, non importa, vuole essere indipendente, si autogoverni, non più assistito. Qui dovremmo dare subito la libertà. I confini, torno ancora, sono un valore. I confini, chiedo io, ma lo chiedo umilmente, alle persone intelligenti e libere, vengono prima degli uomini. Ma ci rendiamo conto? Chi difende l'unità e l'indivisibilità di questa Europa risorgimentale che è fallita, difende i confini. Li abbiamo tolti tra di noi e li mettiamo nuovamente, ma liberiamoli completamente questi confini, diamo valore alle persone. Quindi informarsi, partecipare, capire che il mondo sta cambiando, capire che quello che abbiamo vissuto fino ad oggi può essere migliorato, positività, progettualità.
non vedere, purtroppo, anche questo è un giudizio storico più che un giudizio politico ormai, perché le cose sono cambiate, ma quando si diceva Roma ladrona o Forza Etna si è fatti danni enormi. Viva la Sicilia indipendente, dico io, forza siciliani, autodeterminatevi. Perché se la Sicilia e il Veneto se ne vanno, per farsi un esempio, l'Italia non sta in piedi più. I siciliani intanto cominceranno a camminare con le loro gambe ed è quello che vogliono, infatti ci sono anche là movimenti indipendentisti. Il Veneto camminerà con le proprie e Roma non avrà più da scialacquare le risorse nostre e farle scialacquare tra l'altro anche in danno di altri popoli e comunità italiane. Quindi l'indipendenza farà bene a tutti, perché è un principio ricco di positività. Non è contro nessuno, poi noi guardiamo l'Europa dove siamo stati protagonisti, noi saremmo intanto meglio rappresentati in Europa, perché avremmo la voce laddove la voce è giusto che sia manifestata, quindi saremmo portatori di scelte, di governo dei territori europei e quindi anche del territorio veneto. Saremmo anche meno ricattabili di quello che è ricattabile l'Italia, se mi consente, perché per esempio il Veneto avrebbe già tutti i parametri di Maastricht a posto, potrebbe alzare la voce anche rispetto alla Germania, dice ma tu sei piccolo, no, calma perché il piccolo che è abile, che ha un'economia vivace ti mette anche in difficoltà a te, e noi sappiamo che se il Veneto non avesse il fardello delle tasse italiane, per dire, avesse una tassazione massimo, la total tax rate come la chiamano, il 42% come in Germania invece che il 67,5%, i tedeschi del Veneto sarebbero terrorizzati. Infatti mi dicevano giustamente un imprenditore attento, dice gli hai detto a quelli della televisione tedesca che ti hanno intervistato che il loro primo pericolo, che il Veneto diventi indipendente, i tedeschi saranno i primi contrari all'indipendenza del Veneto, che possiamo competere con loro, sembra un assurdo, ma 5 milioni di cittadini in una realtà come questa, che tra l'altro è favorita dal punto di vista ambientale, siamo nella posizione migliore al mondo secondo me, abbiamo mare, montagne, laghi, storia, architettura, di tutto abbiamo, di tutto, oltre al prosecco ovviamente che ormai si vede solo quello, abbiamo molto di più. I tedeschi sono preoccupati di questo, il Veneto libero, indipendente, altro che Singapore, altro che Svizzera, 4 montagne, 4 sassi, con un po' di pascoli e bravi orologiai, e bravi perché sanno fare bene quel poco che hanno, lo hanno esaltato, ma non hanno quasi niente rispetto a noi. Vuol dire, noi abbiamo una potenzialità pazzesca e siamo tarpati le ali. Ecco perché noi dobbiamo conoscere, partecipare, convincersi che il cambiamento è un qualcosa di positivo, non è contro, come dicevo, ma è per. E se è per noi, gioverà anche agli altri. Della vecchia Res Publica, quindi della Repubblica Veneta, va conservato e valorizzato soprattutto il concetto dello Stato, nel senso che c'era questa dimensione nella quale tutti ci si sentiva impegnati nel nome dello Stato e nel nome di San Marco, perché c'era anche questa dimensione. Della Repubblica Italiana onestamente io ricorderei molto poco. Dalla vecchia Repubblica Veneta il senso di abnegazione che aveva la classe dirigente e la disponibilità al sacrificio collettivo che avevano le persone del popolo. Allora, dall'attuale Repubblica Italiana faccio fatica a salvare qualche cosa di buono. Dalla ex Repubblica Veneta bisogna salvare l'Oriente e magari contro l'America spaccare il blocus e fornire i beni, allora sì, di tutta la Repubblica Italiana alla Russia che tanto la desidera, in ogni tipo, frutta, legumi, scarpe, prodotti di ogni tipo, questo sì. Ma sicuramente della vecchia Repubblica, chiamiamola vecchia Repubblica Serenissima, c'è da tenere il rispetto che i rappresentanti dello Stato avevano verso lo Stato. È la cosa principale che manca, a me personalmente manca moltissimo e manca molto alla gente, perché oggi abbiamo dei rappresentanti dello Stato o delle istituzioni, chiamiamole, che ogni giorno li vediamo impegnati non nel costruire un qualcosa per gli altri, ma di costruire un qualcosa per se stessi,
e li vediamo tutti i giorni in scandali di tangenti, corruzione, queste cose qua sono cose che nella Serenissima non c'erano, perché chi faceva questo nella Serenissima veniva, ai tempi gli veniva mozzata la testa, chiaramente. Oggi non diciamo sicuramente questo, ma chi sbaglia, chi si appropria del denaro pubblico deve essere bandito e messo veramente alla berlina da tutti quanti. L'esperienza della Repubblica Veneta e quindi anche del Doge per certi aspetti è un'esperienza irripetibile, va riletta in chiave moderna, ecco, quindi faccio fatica, cioè è saltato un modello e quindi come veneti dobbiamo avere la capacità di riproporre un nuovo modello altrettanto efficace, altrettanto all'avanguardia. Ma la figura del Doge non so quanto potrebbe essere usata ancora oggi allo stato attuale. Sicuramente la figura del Doge era una figura molto diversa da quello che può essere oggi considerato un Presidente della Repubblica o un Presidente del Consiglio, perché il Doge rappresentava la Repubblica, non rappresentava una parte di gente o una lobby di persone che sponsorizzavano. Ricordiamoci che il Doge era spesso, anzi sempre, era un nobile facoltoso che metteva a disposizione tutti i propri averi per la Repubblica, quindi il Doge, fare il Doge oggi come oggi sarebbe anacronistico, perché di solito i politici vogliono fare il Presidente del Consiglio o avere cariche alte per prendere, invece il Doge lo faceva per dare e se sbagliava sapeva benissimo che venivano requisiti beni e anche pagavano le conseguenze i familiari. Quindi credo più in una repubblica parlamentare come può essere quella svizzera anche, però la vedo più impostata sulle comunità. Bisogna togliere sicuramente l'imprimis ai partiti del comando del governo, quindi vedo più le comunità, cioè impostare più sulle comunità rappresentative di una democrazia, quindi la comunità degli agricoltori, degli artigiani, dei commercianti, degli operai, che siano rappresentati in queste comunità. Allora, dico la verità, secondo me la figura del Doge, straordinaria se colta nella sua essenza e studiata a fondo, non è riproducibile al giorno d'oggi perché si rifà a un'epoca, a una civiltà troppo diversa dalla nostra nei presupposti. Si tratterebbe viceversa di attualizzare quei valori di sacrificio nella politica che ispirava la classe politica veneziana. Quello sì si può cercare di riesumare perché è la cifra stessa della dottrina sociale cristiana. Viceversa, se parliamo del rapporto con la Chiesa di Roma, questo è un discorso completamente differente, perché all'epoca c'era uno Stato della Chiesa, oggi c'è un Vaticano che sappiamo benissimo essere una sorta di fictio iuris. Sono troppo cambiate le istituzioni, oggi si tratta di trovare con l'intelligenza e la retta ragione le forme istituzionali più adeguate al tempo di oggi, fermo restando che i valori, quelli profondi, restano gli stessi. Un moderno Stato veneto indipendente deve per forza prevedere anche l'uso paritario della lingua veneta. Questo non significa non valorizzare l'uso delle altre lingue, anzi i linguisti moderni dimostrano che il bilinguismo, quindi nel caso nostro il veneto italiano, è un dato di partenza fondamentale per avvicinarsi ad altre lingue. Cioè la ginnastica mentale che si fa continuamente con la traduzione veneto-italiano diventa fondamentale per avvicinarsi ad altre lingue che possono essere inglese, francese, tedesco, spagnolo, eccetera, eccetera. Credo che abbiamo davanti a noi un esempio luminoso, che è quello della Costituzione dello Stato di Israele nel 1948. La questione linguistica è stata affrontata in una maniera molto intelligente.
si ritrovavano dopo 18 secoli dalla diaspora ebrei che avevano preso lingue differenti, l'ebraico antico era andato perduto, non hanno voluto imporre una versione su un'altra e nemmeno riesumare l'ebraico antico. Hanno cercato con i filologi e con gli studiosi di lingua, hanno cercato di riprodurre un ebraico adattato alle esigenze moderne e lo hanno lasciato innanzitutto parlato e poi cominciato a scrivere liberamente, senza fare ognuno il correttore dell'altro. Nel giro di 3 generazioni siamo arrivati oggi a un quotidiano, Haaretz, che ormai ha una grafia uniforme, anche se ancora oggi, a distanza di 70 anni, l'ebraico moderno viene scritto con delle declinazioni differenti. Cioè non bisogna essere fissati sulla lingua, perché alla fine si può anche essere plurilinguisti. Si può usare l'inglese, il Veneto, conservare l'italiano. La Repubblica di Venezia mai codificò una lingua ufficiale e si parlava indistintamente il veneto come l'italiano. Noi oggi ci troviamo indubbiamente di fronte ad un bivio storico. Chi veramente ci governa non è sicuramente il Presidente del Consiglio italiano, ma è la grande finanza speculativa globalizzata, ha prefigurato per noi un futuro dove tutto ciò che è micro viene fagocitato nel macro, dove i piccoli comuni devono scomparire ed essere fagocitati dai macro comuni, le piccole banche devono scomparire ed essere fagocitate dalle grandi banche, le piccole imprese devono scomparire ed essere fagocitate dalle multinazionali, con una prospettiva dove al centro di tutto si metterà la moneta, si metterà anche una umanità appiattita sulla dimensione della produzione e del consumo di beni materiali, con un nuovo ordine mondiale assoggettato alla grande finanza speculativa globalizzata, dove pertanto non ci sarà spazio per la spiritualità. Sarà un nuovo ordine mondiale dove tutto sarà omologato, omogeneizzato sulla base di parametri materiali. Noi dobbiamo invece prevenire che questo accada. Per farlo serve una rivoluzione culturale che ci faccia comprendere qual è l'alternativa dove la microdimensione, che mette al centro la persona depositaria di radici, di fede, di identità, di valori, persona che ha una sua collocazione naturale in seno alla famiglia naturale, persona che trova una sua dimensione territoriale nella comunità locale, persona che opera all'interno di una economia reale che produce beni e servizi utili alla collettività e che nella sua dimensione complessiva è regolato da una spiritualità, è regolato da valori, è regolato da regole. Ecco, io ritengo che oggi noi dobbiamo promuovere questa dimensione incentrata sulla microdimensione, combattere la prospettiva che io considero deleteria, nefasta, della macro dimensione, perché sono due modelli di vita, l'uno che mette al centro la persona, l'altro che mette al centro la moneta. Non potrebbe, deve rappresentare una diga verso questa devastante mondializzazione i cui frutti negativi si stanno facendo sentire in tutte le nostre comunità. Quindi la Repubblica Veneta va vista proprio in questo senso, una risposta a questi processi di mondializzazione, di globalizzazione che finiscono per penalizzare quei popoli che hanno un'identità, una storia
e che finiscono solo per fare gli interessi di una elite incontrollabile, incontrollata, autoreferenziale, e che è lontanissima dal sentire della nostra gente. Senz'altro, senz'altro, perché Dio si può servire di tutto per combattere Satana, e se l'ha fatto attraverso la Santa Giovanna d'Arco, se l'ha fatto attraverso altri eroi, perché non lo dovrebbe fare attraverso Venezia, che darebbe un esempio al mondo? Sì, nella misura in cui lo fa adesso la Catalogna, nella misura in cui lo faranno a breve, da quel che mi risulta, le Fiandre, nella misura in cui potrebbero farlo i curdi qualora potessero andare a votare tra pochi giorni, come si legge, nella misura in cui potrebbero farlo gli scozzesi, nella misura in cui l'hanno fatto recentemente le repubbliche baltiche, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, Timor Est e tutti quegli stati che negli ultimi 20 anni hanno trovato l'indipendenza in adempimento, ci tengo a dirlo, dell'articolo 1,2 della Carta dei diritti dell'ONU. Cioè il diritto all'autodeterminazione dei popoli, che storicamente possono avere i requisiti per rivendicarla, è un principio sacrosanto, un diritto umano inconculcabile. Vede, la realtà è questa: la finanza mondiale ormai ha superato i confini degli stati e ha saputo gestire dei fenomeni, di fatto esercitando una sovranità al di là delle istituzioni. Cioè è riuscita a orientare comportamenti, consumi, scelte economiche, scelte di vita, e quindi gestire la nostra vita, la nostra esistenza, superando quelli che sono i confini, diciamo, degli stati sovrani. Quindi si è dimostrata più forte. Allora, in un contesto come questo, dove la mondializzazione praticamente va oltre quelle che sono le capacità di governo degli stati territoriali, un Veneto indipendente va meglio o peggio? Questa è la sua domanda. Io credo che vada meglio per una semplice ragione, perché essendo più piccolo, ma non proprio piccolo, perché in realtà sappiamo che gli stati meglio governati al mondo sono quelli tra i 5 e i 10 milioni di abitanti, più liberi e meglio governati. Piazza o non piazza a quelli che credono al grande Stato, in realtà i migliori sono questi. E il Veneto, guarda caso, rientrerebbe perfettamente in questa fascia. Uno Stato più piccolo, uno Stato più agile, più rapido al cambiamento, non ha bisogno di farraginosi passaggi burocratici, cioè pur vivendo il momento con scelte frutto di espressioni democratiche dei cittadini, questo è imprescindibile, ovviamente la democrazia è un cardine anche nella realtà dell'ordinamento veneto indipendente. È chiaro che uno Stato più piccolo è uno Stato più agile, uno Stato più rapido, può fare accordi con chiunque, se ha bisogno può anche affiancarsi alle scelte dei grandi stati. Non è detto, ci si può apparentare per singole esigenze, che so, con gli Stati Uniti o con la Russia non cambia nulla, se sei libero fai quello che vuoi, e questo dà un grande vantaggio. Le dico una cosa che mi sta a cuore, che dico da tanto tempo, molto delicata, molto difficile, perché mi è stata posta in più di qualche incontro pubblico, dove la gente, anche chi sembra non abbia idea, a volte ti pone dei quesiti tremendi, dice interessante Morosini tutto quello che ha detto, mi piace, lei poi si vede che lo dice con passione, insomma fa un po', poi mi fa la stoccata, dice se siamo indipendenti, come mettiamo uno Stato piccolo senza esercito, con un esercito di modesta rilevanza? E io gli ho dato questa risposta qua, dico guardi che abbiamo studiato con degli esperti, ed è vero, ma esperti qualificati, noi potremmo permetterci di non avere l'esercito, di prenderlo in affitto, pensi lei, e potremmo prendere le migliori strutture, basta avere l'organizzazione militari al mondo a un prezzo che ha un costo meglio, perché il prezzo è brutto da dire, ha un costo irrisorio rispetto al PIL del Veneto. Cioè, se l'esercito italiano ci costa il 2%, noi con lo 0,5% potremmo avere la testa pensante, potremmo anche fare un esempio, per esempio, uno dei migliori stati al mondo è quello più minacciato, perché è pressato a tutti i lati, è Israele. Noi potremmo utilizzare l'intelligenza
che hanno loro e creare un esercito di popolo che è guidato da questi esperti, a costo quasi zero. E poi ovviamente si fanno collegamenti, perché serve per difendersi, non serve per aggredire gli altri. A proposito di Israele, dico, è un caso un po' particolare, meriterebbe approfondimento, però per dire che abbiamo anche altre idee, e ne abbiamo tante, non gliele rivelo tutte perché altrimenti poi mi massacrano i servizi, ma non ho paura di questi, che tanto sono poveracci, che tra poco non saranno neanche più pagati. E pensi, chi è scoperto qualche anno fa che c'era un imam a San Donà di Piave che predicava la violenza? L'hanno scoperto i servizi israeliani a New York, hanno segnalato a Roma che a San Donà di Piave avevamo un imam che predicava la violenza, tanto per dare un'idea qual è il livello di monitoraggio che hanno questi signori. Quindi si possono anche, spendere dei soldi in questo senso, ma è solo un'idea, ce ne sono di migliori ovviamente, ci sono anche altre, ma per dire che non dobbiamo aver paura. Se abbiamo la libertà, se abbiamo un popolo compatto e unito, se siamo tutti uniti, questa è la forza, ecco perché dico anche al referendum del 22 ottobre, noi diciamo è un referendum che non porterà a nulla, perché è chiedere allo Stato non può darti. Però andare uniti anche io che non credo all'autonomia, perché l'autonomia non ci sarà mai, cioè chiedi a uno Stato fallito, ti può dare qualcosa, un fallito cosa può darti? Può prenderti dell'altro. Quindi è tempo perso, però attenzione, è tempo perso politicamente, ma è importante andare a votare sì, perché l'unità sul progetto di libertà e sovranità, quello deve vederci compatti, dopo facciamo le distinzioni, dopo ognuno ci sarà che ha una visione più solidaristica, meno solidaristica, di destra e di sinistra, se vogliamo usare le vecchie categorie della politica, che però secondo me sono già superate, non ha importanza. Però è importante essere uniti. Io questa scelta l'ho già fatta, ecco perché ho mandato giù tanti bocconi amari e non mi fermo di fronte ad altre delusioni, e questo lo dico anche agli altri: abbiate fiducia, perché uniti siamo una realtà fortissima, imbattibile. L'indipendenza l'avremo domani mattina se noi riuscissimo a capire l'importanza di quello che ho detto. Ma i valori, come dicevo prima, sono quelli per conto mio della solidarietà, di una nostra religiosità molto profonda e molto particolare, del rispetto dell'altro, del rispetto dell'ambiente, e su questi valori noi dobbiamo porre le basi per il futuro della nostra terra e della nostra gente. Ma credo che nonostante la diffusa rassegnazione che c'è, qualcuno abbia capito che all'orizzonte un cambiamento può avvenire. Dopo la notte viene il giorno e quindi è inevitabile, però bisogna che noi vogliamo intraprendere questa strada. Ci sono delle ragioni di dignità che dovrebbero spingerci a intraprendere questa strada. Valori di dignità e anche quei valori identitari di cui abbiamo parlato, che sono la nostra capacità di autogovernarsi in modo anche solidale, responsabile, sapiente. Basta attingere al patrimonio enorme della storia della Repubblica Serenissima per capire quanto quell'ordinamento flessibile, con anche delle scelte intelligenti, per esempio la temporaneità delle cariche, 3, 6 mesi, 12 mesi massimo, o la massima autorità il Doge, che non era neanche libero di uscire dalle sue stanze se non aveva 2 al fianco che lo ascoltavano, che non poteva aprirsi la corrispondenza, per dire, no, ed era la massima autorità. Noi dobbiamo recepire questo, quindi dobbiamo considerare il bene pubblico prima del bene privato, perché se noi esaltiamo questo aspetto avremo un bene privato enorme e un bene pubblico che gratifica tutti. Quindi bisogna convincersi che la strada è praticabile, che la nostra storia ci giustifica questa avventura, chiamiamola avventura tra virgolette, che in realtà è un percorso necessario, è un percorso indispensabile per uscire dallo stagno italiano, dove altrimenti saremmo definitivamente azzerati anche come popolo, perderemmo anche la dignità, la voglia di fare, i giovani se ne andranno sempre di più, questo sarà veramente un territorio desolato e avvilito. Io credo che bisogna alzare la testa, ma alzarlo con dignità, non con arroganza,
con determinazione, con convinzione, sapendo che abbiamo valori e progetti importanti che dal mondo ci guardano con grande rispetto. Quando tu dici italiano, italiano, no, sappiamo la battuta infelice che non voglio neanche ripetere perché sanno anche i sassi che mi rattrista. Poi dice Veneto, Veneto, e quindi cambiano, i cinesi si inchinano di fronte a me. Io sono stato in Cina con la Camera Penale veneziana in un bel viaggio di studio alcuni anni fa, rispetto a Venezia, per loro Marco Polo, Venezia, per loro siamo, lo sa quell'aneddoto che io dico, che una volta un ex sindaco di Venezia è stato a una festa internazionale a Pechino e praticamente nella serata di gala c'erano in un grande enorme salone tutto addobbato a razzi rossi, c'erano da un lato un tavolo lungo con i capi di Stato, mi pare più di 100 capi di Stato, una roba enorme, e dall'altro lato c'erano i sindaci delle grandi città del mondo convocati. E allora me l'ha raccontato il sindaco, in parole si chiama Mario Rigo, ex sindaco di Venezia, e dice a un certo punto, dice, sono in mezzo alla sala perché non trovo il posto nel tavolo dei sindaci, e mi vengono vicino l'interprete, il responsabile della festa, quindi il cerimoniere, dice cosa sta facendo? Dice il sindaco di Venezia, ma non c'è il posto. Come, dice il cerimoniere? Il sindaco di Venezia è nel tavolo degli stati perché per noi Venezia rappresenta questo, all'ultimo posto ma nel tavolo degli stati, il che non è una cosa di poco valore, perché nel mondo della diplomazia c'è un rispetto rigoroso di queste cose, il protocollo, che a volte discutono, fanno guerra per dove sta seduto l'uno o l'altro, e quindi mettere un sindaco di una città, tra l'altro neanche tra i più grandi, però la più famosa, la mitica Venezia, al tavolo dei presidenti, qualcuno poteva anche dire quello non c'entra nulla, invece tutti zitti che i cinesi l'hanno voluto, per dire qual è il senso che hanno all'estero della storia e delle istituzioni di quella che è stata la più grande repubblica al mondo, che è stata la Serenissima Repubblica Veneta. Valori ce ne sono, e come? Il senso della famiglia, anche il molto semplice gusto al lavoro, alla produzione, senza farne gran caso. Il grande imprenditore veneto vive in grandissima semplicità e modestia. Per fare però, accendere la miccia, che vuoi di più? Ma ultimamente sono diventato un po' pessimista io, non è nella mia natura, però vedo che sono stati persi molti valori, e quindi quando parliamo dei valori che possono essere quelli della famiglia, religiosi, così non li vedo più purtroppo, e vedo molte persone che ormai creano una scala sociale in base a quanto furbi o al conto corrente che hanno in banca. È una cosa che non esiste più, credo che vadano rivalutati questi valori, perché dobbiamo costruire un qualcosa di diverso, perché altrimenti, ripeto, rifare un Veneto indipendente con le caratteristiche di quello che ci ha dato questa Italia qua, che è l'imbroglio, la truffa e l'arraffare a più non posso, sinceramente a questo punto allora tanto vale stare in Italia o emigrare in un paese che ha già questi valori qua. Non è facile dirlo direttamente. In realtà la polenta in mezzo alla tavola, il valore della famiglia e del lavoro sono quelli rappresentati da quello che è il nostro simbolo più grande. Mangiare insieme, stare in famiglia, stare in comunità. Siamo uno dei pochi posti dove ancora le sagre popolari hanno fecondità. Proliferano in tutti i comuni. A noi piace ancora essere comunità. Quei valori, lavoro, famiglia, che sono i valori della fede cristiana, sono ancora vivi, sono sepolti sotto un po' di polvere e in qualche maniera in alcune persone obnubilati, quasi filtrati dall'edonismo diffuso, dal materialismo, dal consumismo. In realtà ognuno è ancora turbato interiormente, anche chi è lontano in questo momento da certi valori. Tuttavia sono presenti in una larga parte della popolazione. Da noi c'è la secolarizzazione,
come altrove, ma molto meno in termini percentuali. Oggi come oggi direi di no, però nello stesso tempo io continuo ad essere molto ottimista, nel senso che io sono entrato nel 1980 in questo mondo e posso dire che sono stati fatti passi dai giganti e quindi io credo che fra non molto saremo veramente pronti ad assumerci le nostre responsabilità e assumerci quel ruolo che la storia ne impone e che noi pretendiamo di svolgere. No, non lo è. E neanche se va a votare il referendum. Perché se vogliamo una indipendenza, dobbiamo imparare dalla storia che i tentativi di seconda guerra mondiale di liberarsi e scuotere il gioco dell'alta finanza senza Cristo e senza la Chiesa non è possibile. Qui o si torna prima a essere cristiani cattolici e allora si caccerà anche l'Islam dall'Europa, ma se è per assicurarsi il proprio provento del proprio commercio, tenerselo qua gestito da soli, non si va da nessuna parte. No, sinceramente una risposta molto breve, la risposta è no e non è no perché il popolo veneto non sa, manca veramente della conoscenza, c'è tanta ignoranza in senso tecnico della parola, tanta ignoranza che non si sa chi siamo, da dove veniamo, cosa potremmo fare. La gente confonde ancora l'autonomia, la secessione e l'indipendenza come fossero tutto, addirittura questo referendum qua che andremo a votare il 22 ottobre, qualcuno lo indica ancora come il referendum per l'indipendenza, appositamente o per sbaglio, però sta di fatto che c'è tanta ignoranza. Quindi oggi come oggi il popolo veneto non è pronto. Io dico solo che il movimento indipendentista è cresciuto grazie a tanti movimenti, a partiti che hanno portato avanti questo, che non sono certamente quelli di governo attuale, ma c'è ancora molta strada da fare e va fatta coscientemente e soprattutto seriamente, mostrando che l'indipendenza non è una cosa brutta, non è una cosa violenta, ma è una cosa che ci meritiamo. Questa è la domanda, ahimè, alla quale vorrei rispondere diversamente, ma non è così. Io è da 30 anni che mi batto, continuerò a farlo in modo indomito, convinto, però non c'è ancora la padronanza di quella che è la strada, la conoscenza meglio della strada da percorrere, come abbiamo detto più volte, quindi non siamo pronti ancora. Però dico anche questo, così, in favore dei nostri concittadini veneti, che se avessimo avuto delle guide in Veneto più convinte, c'è gente che ha vinto, parlando anche di autonomia e di indipendenza, ha vinto con oltre il 50% dei consensi e poi, ripeto, si gira per chiedere ai funzionari se quell'atto va bene, se quell'altro gli può procurare problemi con la Corte dei Conti. Quando io vedo queste cose qua mi viene da piangere. Non cambieremo mai con chi guida la macchina, deve avere la responsabilità della guida, se è un consenso esercita tutto il potere, se no non parlare di indipendenza, parla di altre cose. Non si chiede l'indipendenza, si esercita, lo diceva Paolo Sarpi, e ovviamente dobbiamo saperlo tutti noi, perché se non c'è questa convinzione, quando questuiamo, quando chiediamo, siamo sempre servi. Per non essere servi ma cittadini bisogna agire, fare, con la garanzia sul presupposto di quella che è la legittimità internazionale del diritto di autodeterminazione dei popoli. Secondo me non ancora del tutto. Proprio perché le cose che ho appena detto richiedono una maturazione che non è ancora giunta a compimento. Credo che oggi come oggi ci siano tanti eventi a livello globale che facilitano la riflessione e invitano anche all'imitazione, per cui uno si interroga su chi è, proprio perché la globalizzazione tende a togliere l'identità e a omologare, uno quasi per sopravvivere si chiede ma io chi sono? E questo agevola, però
le riflessioni che ho fatto, che troverebbero facilmente consenso nella stragrande maggioranza delle persone venete, non sono ancora state sviluppate a livello individuale. Ci vuole ancora un po' di percorso, perché tra l'altro noi a scuola riceviamo un'istruzione che cancella completamente il nostro passato di veneti, ci convince di essere qualcosa d'altro da quello che siamo. È paradossale, se tu chiedi a un veneto quali sono i 7 colli di Roma o i 7 re di Roma, ti risponde come la filastrocca imparata a scuola. Se gli chiedi quali sono i 6 sestieri di Venezia, te ne sa dire forse 2. È pazzesco, quasi patetico. A voler fare le grandi citazioni devo citare forse il padre della filosofia moderna, Socrate. Conosci te stesso. Questo va detto innanzitutto ai veneti. E poi il Redentore Gesù Cristo. La verità vi farà liberi. Se ogni veneto si preoccupasse di conoscere se stesso e di conoscere la verità sul suo popolo e sulla sua storia, già avrebbe fatto, secondo me, quanto basta. C'è però di più. Noi oggi qui veniamo a volte accusati di essere egoisti, eppure fino a 40 anni fa ci trattavano come i meridionali del nord. Per questo io mi sento molto vicino a Povia e ai meridionali, perché siamo stati trattati spesso con razzismo. Gli stereotipi ancora recentemente espressi da Oliviero Toscani, ubriaconi, puttane, stupidi ignoranti che parlano come dei beoti. Questo della gente che ha prodotto quello che ha prodotto nella storia. Se comincio a fare l'elenco ci vogliono 4 ore, non 4 minuti. Noi veneti dobbiamo ricordarci che ciò che abbiamo non lo abbiamo vinto alla lotteria, lo dobbiamo al sangue, al sudore, alle lacrime di generazioni su generazioni di persone umili che si sono sacrificate lavorando, combattendo, soffrendo, piangendo, morendo, e lo hanno lasciato a noi con il compito di trasmetterlo a chi viene dopo, e sempre ricordando che noi dobbiamo essere anche accoglienti, perché la cifra del Veneto è accogliente e lo dimostra il fatto che nel volontariato, in tutte le opere di carità, noi siamo al primo posto delle classifiche in Italia, perché questo è il nostro essere veneti. Noi dobbiamo continuare a esserlo, però sempre a condizione che dobbiamo rimanere noi stessi, e chi viene da noi diventa nostro fratello se si siede a tavola, si mangia la sua fetta di polenta in compagnia, si beve il suo bicchiere di vino e sta insieme con noi da fratello, perché quando fa così è nostro fratello. Se rifiuta di fare così, come è sempre stato, commerciamo e poi torni a casa tua. Noi dobbiamo conoscere noi stessi e cercare la verità che ci renderà liberi. Non possiamo continuare a dare le colpa a quello che sta succedendo in Veneto agli altri. Non possiamo continuare a dire che è colpa dei politici quando non ci interessiamo di quello che succede nella nostra terra. È ora che, soprattutto io mi rivolgo agli imprenditori, e quando parlo di imprenditori non parlo dei grandi imprenditori che sono i servi di un regime che gli dà loro le casse integrazioni e i vari finanziamenti. Io parlo di quella moltitudine di microimprenditori e di piccoli imprenditori che sono, ricordiamoci, il 95% del reddito di questo paese qua è fatto dai piccoli imprenditori, dalle piccole imprese. I grandi industriali o i confindustriali, come li chiamo io, producono solo il 5%, però vengono sempre chiamati per spiegare come va l'economia. L'economia l'ha sempre prodotto la microimpresa e la piccola impresa nel Veneto, che sono le uniche che funzionano, che non hanno mai ricevuto finanziamenti pubblici, e quindi mi rivolgo a questi piccoli imprenditori che la smettano di nascondersi dietro a non so quali scuse, di dire non mi posso esporre per far vedere. Io sinceramente sono 20 anni che mi espongo. Dobbiamo riprendere l'orgoglio di quello che facciamo, perché se non abbiamo l'orgoglio di quello che facciamo e se non abbiamo il coraggio di dire che siamo stufi di questo Stato maledetto qua, ci meritiamo esattamente quello che abbiamo. Io vorrei dire tante cose, però credo, soprattutto come diceva mia madre, che le parole commuovono, ma è l'esempio che trascina. Io in 30 anni di militanza politica, che è stata sempre per l'autodeterminazione del popolo veneto, ho cercato di dare, per quanto possibile, un esempio di coerenza e di continuità.
e credo che questo sia una cosa molto molto importante e mi viene anche riconosciuta della gratificazione morale che mi porto appresso. Alla gente dico quindi credeteci come ci credo io. Bepin Segato, che molti ricorderanno, un uomo mite, un uomo che ha fatto solo del bene, che è stato in carcere solo per le sue idee, ha scritto un libro il cui titolo ha chiesto a me di farlo assieme a lui una sera quando aveva finito, dice: Alessio, come lo chiamiamo sto libro? E io guardandolo negli occhi dico: Bepin, sei talmente, anzi che vuoi tu in Veneto, Bepin, te sei talmente forte nelle tue idee, dico, no, che vorrei dire il titolo giusto è Io credo, io credo. E Bepin fa: te che ragione fa? Se è vero, mica credo, ti anca e fa, io credo. Se trovate, se cercate il libro di Bepin Segato, Io credo, quel titolo l'abbiamo detto così. Bisogna credersi. E vorrei citare una frase che io ho portato nella retrocopertina del mio libro, di Livio Paladin, allorché gli hanno detto, professore universitario, grandissimo giurista e costituzionalista, allorché gli hanno detto cosa pensava del progetto di federazione dell'Italia, che era una cosa molto diversa dall'indipendenza, e non è mai stato banale quest'uomo. Noi sapevamo che era contrario a tutti i progetti di autodeterminazione, però era un saggio e un conoscitore della materia, e dopo averci riflettuto un po' e guardando un interlocutore ha detto questa frase: nulla nel mondo del diritto può essere sottratto alle vicende della storia, perché sono gli uomini che fanno il cambiamento. Il diritto regola quello che gli uomini vogliono, non il contrario. E questo è molto importante, siamo noi i responsabili della nostra storia. E poi ho citato un'altra frase di Sabino Cassese che mi pare importante, dice la vera data di nascita di una nazione, nel caso del Veneto non è la nascita perché è la conferma dell'esistenza della nazione, è il momento in cui un pugno di uomini dichiara che essa esiste. Siccome noi siamo esistiti, non serve più un pugno, servono tante persone che assieme al pugno di uomini dicono: il Veneto ha titolo, ha voglia, ha diritto di tornare ad essere indipendente e sovrano. Vogliamolo, e il sogno, se è il sogno di tutti, diventerà realtà. Colui che era riuscito a sensibilizzare al massimo i veneti, che hanno anche combattuto fuori del Veneto, io penso a Vienna, 12 settembre 1683, la difesa di Vienna, miracolosa difesa di Vienna dai turchi. Era tutta una parte della città di Vienna, la cosiddetta Torre Rossa, perché bagnata di rosso dal sangue degli italiani, veneti, italiani, che hanno, e non solo veneti, che hanno versato il sangue. Marco d'Aviano, con quel piccolo pezzetto d'uomo col saio bruno e con il pezzo di legno che era la croce, con le reliquie in mano, veramente ha salvato la roba. E come l'ha fatto? Ha fatto recitare a tutti i soldati l'atto di dolore, ha celebrato una grande messa sul Kahlenberg, sulla montagna a nord di Vienna, implorando il Dio, iniziando così: per i nostri peccati abbiamo meritato la dominazione turca, per la tua gloria liberaci. Il messaggio che voglio dare ai veneti è: convertitevi di cuore e Dio può dare la vittoria.